questo progetto di legge che con interventi puntuali utili su un tema strategico, quello della cooperazione internazionale e dei diritti umani, in realtà ci porta a discutere di un tema anche drammaticamente attuale, l'invasione russa dell'Ucraina e la sistematica violazione dei diritti umani che l'esercito russo in queste ore sta perpetuando nei confronti del popolo ucraino, a cui corrisponde un impegno generoso dell'Europa, dell'Italia, di questa regione, in prima linea nell'accoglienza delle persone, donne e bambini che scappano dal teatro di guerra. E in questo scenario le sanzioni economiche che l'Unione Europea, l'Italia, ha comminato alla Russia sono certamente uno strumento pesante con ricadute anche sui nostri territori, ma forse necessario per indurre Putin e la Russia a un cessate il fuoco e una disponibilità a riaprire il tavolo diplomatico. E questo è il giudizio non mio, ma quello di questo Consiglio regionale che poche settimane fa, in una discussione non scontata, devo dire, ha condiviso rispetto a ciò che sta accadendo nel mondo. Ed è oggettivo, capogruppo Villanova, senza voler essere pretestuosi, che la maturità che questo Consiglio regionale, a mio giudizio, ha dimostrato votando all'unanimità quella risoluzione è in qualche modo in contrasto con quella medesima, con l'altra risoluzione votata solo pochi anni fa. Certamente è cambiata la fase storica, è cambiata la fase politica, noi non stiamo giudicando quella risoluzione, lo hanno fatto per noi i consiglieri eletti nella legislatura precedente, quindi non è né pretestuoso né un giudizio sul passato. Certo però che oggi il fatto che alcuni consiglieri regionali di questa regione sono andati fisicamente nella Crimea occupata dai russi a festeggiare la Crimea libera e che si siano espressi contro le istituzioni comunitarie, contro il governo e in particolare contro le sanzioni, è un fatto che oggi, alla luce di come è andata la storia, mette in difficoltà questo Consiglio regionale, tant'è che siamo al centro delle cronache nazionali che ci prendono in giro rispetto a quel fatto. Quindi non è la discussione del 2006, non è rimettere indietro le lancette dell'orologio, purtroppo o per fortuna non ne abbiamo la possibilità, ma prendere atto che il clima politico è cambiato, nazionale e internazionale, e che quella risoluzione rimane oggi un vulnus di questo Consiglio regionale. Ed è un fatto grave, consigliere Valdegamberi, perché la validità o meno del principio dell'autodeterminazione o il giudizio della storia, come lei lo ha chiamato, non lo può dare lei, consigliere regionale. Lo danno, infatti, le istituzioni internazionali di cui facciamo parte, ed ecco il vulnus di quella risoluzione. Non la posizione in sé, ma il fatto che sia stato in contrapposizione a ciò che il mondo diceva in quel momento. Io penso dunque, capogruppo Villanova, che oggi i contenuti di quella risoluzione sono incompatibili. Collega Valdegamberi, nessuno l'ha interrotta. I contenuti di quella risoluzione siano incompatibili con lo scenario di oggi e che il peso e l'importanza dei danni economici, consigliere Valdegamberi, non può essere Collega Camani, la invito a chiudere senza interloquire con Valdegamberi. Grazie. Del rispetto dei diritti umani. E quindi, concludendo, chiediamo, seppur tardivamente, di prendere le distanze da quella risoluzione alla luce dei cambiamenti della stagione. Grazie, collega Camani. Guardi, sono stata interrotta e sto tenendo il tempo collega Camani. del capogruppo Villanova, e riprendere dunque insieme le finalità e la comunione di intenti della risoluzione approvata pochi giorni fa.